Buongiorno a tutti. Contributi per l'acqua alta. Il commissario delegato per la Regione Veneto Luca Zai ha firmato l'ordinanza che definisce le modalità per il riconoscimento dei contributi di sostegno per i nuclei familiari e le attività economiche interessate dall'acqua alta eccezionale del novembre del 2019. Per Chioggia la specifica riguarda sia l'acqua alta che le mareggiate. Con la stessa ordinanza sono stati definiti gli importi massimi che saranno assegnati a seguito di istruttoria da parte del Comune di Chioggia. Si tratta di 5.000 euro per i nuclei familiari che hanno visto compromessa l'abitazione principale e 20.000 euro per le attività economiche interessate. Sarà compito del Comando di Polizia Locale, Servizio Protezione Civile, procedere con una comunicazione agli interessati. Entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, gli interessati dovranno presentare domanda con il contributo a testimonianza del fatto all'ufficio protocollo, con consegna a mano, solo su appuntamento, o con PEC all'indirizzo chioggia@pec.chioggia.org. Altre modalità di invio, fax, mail o altro non saranno accettate. La domanda deve essere accompagnata dall'allegato F. Il responsabile dell'istruttoria è il vicecommissario di polizia locale, dottor Luca Barbaro. Il sindaco Ferro, soddisfatto per il risultato raggiunto, afferma che a Chioggia verranno presentate circa 200 domande di contributo da parte dei nuclei familiari e un centinaio da parte delle attività economiche, per un totale di 1.700.000 euro di indennizi. Per i rimborsi dei danni del maltempo in Veneto erano giunti più di 6 milioni che dovevano essere ripartiti tra i comuni interessati. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Sciopero. Il giorno 23 sarà previsto uno sciopero a livello nazionale dei trasporti, che potrà coinvolgere anche personale di ACTV-AVM. Tra le rivendicazioni che vengono elencate manca un punto in cui si chieda di provvedere perché l'utenza possa viaggiare su autobus che possano rispettare le misure anti-Covid, in modo che gli stessi, in particolar modo i mezzi di terra, non possano diventare nuovi focolai da dove si propaghi la nuova e più che contagiosa variante Delta del virus. Ieri venivano fatte girare sui social immagini di un autobus di Arriva Veneto in cui si vedevano persone che viaggiavano in piedi e in cui si lamentava il disagio di un servizio inefficiente. Per quanto riguarda i bus che vanno da Venezia partendo da Chioggia con la corsa delle 5:11 arriva una specifica da parte degli uffici di Arriva Veneto. A quell'ora sono 2 le corse che partono da Chioggia, una da Sottomarina con un bus doppio che parte direttamente senza passare per il centro storico e una che parte invece dal centro storico. Non tutti i posti a sedere, fa osservare l'addetto di Arriva Veneto, sono pieni, ma le persone sembra che viaggiano in piedi, a sentire gli stessi autisti, per non stare troppo vicini agli altri per paura di contagi. Gli uffici sono molto attenti alla situazione e la monitorano continuamente in presenza di segnalazioni. Proprio ieri era stato segnalato che la corsa delle 6:11 in partenza da Campo Marconi era già piena proprio al momento della partenza e quindi è stata subito fatta partire la corsa bis. Dicono che più di così non riescono a fare. È tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e spilettatura. Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7 e 13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegna a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. Eventi a Bosco Nordio, il cielo fra le fronde, questo è il nome della serata che si svolgerà questa sera al Bosco Nordio, una serata inusuale da passare immersi nella natura come non siamo più abituati a fare. Chi interverrà andrà alla scoperta del bosco di notte e potrà vedere come cambia il comportamento degli animali, anche quello delle piante, quando il cielo si fa buio. Cercheremo anche di capire come cambiano i nostri sensi e le nostre percezioni. Passeggiando di notte nel bosco o nel buio ci si allontanerà dalle luci della città fino a raggiungere i luoghi dove le fronde si aprono e si lasciano intravedere il cielo.
e, come anticipa il nome della serata, si riuscirà a vedere il cielo notturno ricongiungendo con l'immaginazione le stelle a formare le costellazioni, mentre verranno raccontati miti che alle costellazioni sono collegati. Per il distanziamento lo spazio non manca, la mascherina non è obbligatoria ma è bene averla con sé, potrebbe essere necessaria nei momenti in cui ci sono le spiegazioni e i racconti. Ci si ritrova al centro visite della riserva al Bosco Nordio alle 20:45, alle 21 si parte alla scoperta del bosco di notte. Viene consigliato l'uso di un repellente per le zanzare e una torcia elettrica, e entrambi dovranno essere però utilizzati il meno possibile per non disturbare gli animali del sottobosco. Il costo della serata, incluso l'ingresso alla riserva, è di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini fino ai 10 anni. La durata dell'intervento è un paio d'ore. Ospedale di Chioggia. Lucio Tiozzo lancia un allarme sull'ospedale di Chioggia, denunciando carenze diffuse di personale e di strutture, che nel protagonismo che ha reso la pandemia al centro dell'attenzione è venuta a mancare l'assistenza ai pazienti che soffrono di altre patologie. Sembra, secondo Tiozzo, che un po' alla volta, in modo strisciante, vengano tolti i servizi. In alcuni reparti, oncologia e nefrologia, mancano i primari, mancano specialisti in ematologia e pneumologia. Quando manca l'unico neurologo non c'è nessuno pronto a sostituirlo. Durante l'estate poi è difficile trovare personale medico, infermieristico per il pronto soccorso. Sono stati fatti, per portare la struttura ospedaliera a livello attuale, molti sacrifici, ma il rischio che si corre ora è che gli sforzi fatti vadano persi. Perché il livello resti alto, i medici devono avere a disposizione le tecnologie necessarie e i pazienti non devono fare lunghe code d'attesa per non migrare verso altre strutture ospedaliere. Le stesse problematiche le aveva rese note anche l'assessore Bariga al direttore generale dell'US3 Edgardo Contato, ma senza esito. Lo leggo dal Gazzettino di Venezia in edicola ieri. Sant'Anna. Sono vicini alla conclusione i lavori per l'installazione delle pensiline a Sant'Anna lungo la strada statale Romea. Strutture tanto attese perché pendolari e studenti possano attendere gli autobus che li portano a destinazione in una situazione di sicurezza migliore della precedente. La parte di lavori spettanti ad ANAS stanno seguendo il cronoprogramma indicato. In seguito i lavori pubblici dovranno installare la parte di competenza comunale, semaforo e posa delle pensiline. La spesa complessiva è stata di circa 400.000 euro, di cui 270.000 euro per la parte spettante ad ANAS e 130.000 euro per la parte comunale. Lungo la Romea, nell'area di Sant'Anna, ci sono un'altra decina di fermate che necessiterebbero di pensiline, fa notare Baldina del Comitato di Sant'Anna, oltre che servirebbero attraversamenti in sicurezza, interventi che vanno comunque studiati con ANAS. Lo leggo sul Gazzettino di Venezia. San Donà. Si parla di mancanza di rispetto per i defunti o di incontri roventi da risvegliare i morti, a seconda del sense of humor di chi ne parla. Fatto sta che sul retro del cimitero di San Donà la mattina dopo si travedi tutto a testimoniare le calde notti che qualcuno decide di passare in auto. D'altronde il luogo è buio, appartato, al riparo di sguardi indiscreti e dalle auto in transito. La frequentazione non passa inosservata, soprattutto per i ricordi che lascia in bella vista, ma non solo per quelli. C'è chi parla di mancanza di rispetto per i defunti, mentre qualcun altro afferma che non sembra che i cari estinti si lamentino. Chi parla di atti osceni invece sostiene che sarebbe il caso che si cominci a informare le forze di polizia e organizzare controlli. In definitiva, se chi frequenta l'area attorno all'ingresso secondario del cimitero di San Donà o qualunque altro luogo che permette tranquillità lasciasse pulito, nessuno avrebbe nulla da ridire. Lo leggo sul Gazzettino di Venezia in edicola ieri.
Negli eventi di agosto sembra siano stati inseriti anche i fuochi di artificio. L'assessore al turismo Isabella Penzo comunica che presto avvierà l'iter necessario per realizzare lo spettacolo pirotecnico. Non è ancora un sì, ma si sta facendo tutto il possibile. I fuochi sono una tradizione di Ferragosto e sarebbe un vero peccato doverli saltare anche per quest'anno. Si pensa quest'anno di lanciarli da una chiata ormeggiata dietro l'isola dell'Unione. Maggiori dettagli comunque ci saranno quando tutte le parti in causa verificheranno la situazione in materia di sicurezza. Lo leggo dalla Voce di Rovigo. Isola pedonale a Sottomarina. Il venerdì e sabato di luglio e in agosto dal 2 al 14, esclusa la domenica 8, a Sottomarina in alcune aree si chiude il traffico alle vetture e si lascia tutto lo spazio ai pedoni. Le aree interessate sono Viale Venezia, Viale Padova e Viale Veneto e la pedonalizzazione include l'orario dalle ore 20 alle ore 24. Purtroppo nessun evento quest'anno allieterà le passeggiate dei turisti e dei locali a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. È stata Ascom Confcommercio Chioggia a richiedere la pedonalizzazione con l'obiettivo di dare un senso alla città turistica, accogliente, libera dalle auto e più vivibile, almeno per 2 sere alla settimana. Il flusso di persone c'è e si sta lavorando per creare eventi in modo da poter svolgerli nel rispetto delle restrizioni. Per il momento si stanno pensando a 2 opportunità, una in centro storico che coinvolga il Corso del Popolo e Rivavena e una per Sottomarina. Bagni Lungomare. Per la rassegna Scrittori sul Lettino, curata da Stefano Spagnolo, organizzata presso lo stabilimento dei Bagni Lungomare a Sottomarina, oggi mercoledì 21 luglio, a partire dalle ore 19, ci sarà il secondo incontro. L'autrice è Germana Urbani, nata in provincia di Padova. Dopo aver scritto per varie testate giornalistiche regionali come giornalista professionista, ha intrapreso il ruolo di insegnante. Chi se non noi è il libro che presenta, il suo libro esordio come scrittrice. La trama non l'anticipiamo, ma vi lasciamo la curiosità di venire ai Bagni Lungomare ad ascoltare la voce della stessa autrice raccontare e raccontarsi, in uno di quei dialoghi interessanti ma noiosi che Spagnolo sa duettare. Venezia. Poco meno di 1 milione di euro è l'investimento previsto per il restauro delle 3 facciate principali della Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia. Un intervento straordinario di cui questo è il primo step, della durata di 6 mesi, restituendo le facciate al loro antico splendore per dicembre. Per l'intervento viene sfruttato il bonus facciate, grazie al quale verrà recuperato il 90% dell'importo speso. Il 10% rimanente sarà sostenuto soprattutto da un telo pubblicitario che verrà affittato per 16 mesi. Questo ha ottenuto il benestare della sovrintendenza e dell'amministrazione comunale, intervento che si rende strategico e necessario. Ulteriori step saranno programmati per il prossimo anno. Il portale prevederà una spesa di 195.000 euro, il pavimento della rotonda maggiore 280.000 euro e le finestre dell'intera basilica prevederanno una spesa di 460.000 euro. Covid. I centri estivi si stanno rivelando un terreno fertile per il propagarsi del virus. Casi sono stati registrati a Marghera, al Lido e in provincia. Con un aumento di casi si sta notando anche nei turisti al rientro dalle mete turistiche. A Marghera sono 2 i centri estivi ritenuti focolai, una trentina i bambini dai 3 ai 12 anni in quarantena, mentre si attendono gli esiti di una 50ina di tamponi che interessano contatti diretti dei bambini e della cerchia allargata. La variante delta del virus è molto contagiosa, è stata definita la campionessa del salto in quanto passa da una persona a quella vicina con un'esposizione anche di molto breve durata. Si stanno moltiplicando anche i casi di contagio in occasione di cene ed aperitivi. Fortunatamente l'aumento dei contagi non si riflette in un relativo aumento dei ricoveri, ma la soglia di allarme è sotto osservazione. Casi in forte crescita comunque in tutto il Veneto. Per quanto riguarda il territorio di competenza della US3 Serenissima, l'incremento in una settimana è stata del 531%, da 48 casi dall'1 al 9 luglio ai 225 nella settimana tra il 10 e il 18 luglio. L'età media dei contagiati è di 29 anni. 303 positivi e 698 in isolamento domiciliare. L'azienda sanitaria lancia quindi un nuovo appello ai giovani a vaccinarsi, sottolineando come questo sia un atto di rispetto nei confronti dei propri familiari. Le dosi ci sono, ne sono arrivate altre 3.000 nei giorni scorsi e aggiunti quindi anche gli slot aperti per il mese di agosto e per la prima settimana di settembre. È ancora bassa comunque l'adesione alla campagna vaccinale nella fascia dei 12 e 19 anni di età. Lo leggo da Venezia Today. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 21 luglio, è la farmacia Kutiolakis in Rivavena, vi ringrazio
Vi saluto e se volete passate in negozio. Grazie a tutti.